Noi siamo entrati pienamente nella fase di convivenza con il virus. Secondo me ormai il tema della scuola deve essere affrontato con l'apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e domani lo dirò anche al governo nella riunione, utilizzando i test, facendo uno screening diciamo stabilito dagli epidemiologi, ma facciamoli andare a scuola sti ragazzi. Parlo dai 0 all'università, cioè tutte le classi di età. Dall'altro io sostengo anche che dovremmo stringere ancora di più il patto di ferro con i cittadini per tutto quello che è la fase di prevenzione, l'igiene delle mani, la mascherina, gli assembramenti che sono il vero problema, le cene in casa, le feste di compleanno eccetera, e aprire. Cioè se il problema è che da qui all'infinito ci saranno delle occasioni di contagio, le dobbiamo gestire, ma dobbiamo aprire. Ovviamente i cittadini devono fare la loro parte, se no non ne viene fuori. Il problema nostro è uno solo, l'occupazione degli ospedali. Se non avessimo questo problema, se avessimo posto infinito il problema, cioè non ci sarebbe nessun problema, tranne quello etico di gente che si ammala e muore ovviamente. Devono aprire e stabilire una campagna di screening che può essere una volta alla settimana. Abbiamo oggi la possibilità di avere i tamponi rapidi, avere diagnostica che è certificata, e si fanno gli screening nelle scuole come si fanno dappertutto. E del resto guardate, il governo è lo stesso governo che ha dato i tamponi rapidi da utilizzare per lo screening con i medici di base, ve lo ricordo questo, no? Perché poi se lo sono dimenticati tutti. Non farmi la domanda.